Le aperture domenicali e festive volute dal governo Monti dovevano far aumentare il PIL di un punto e mezzo, dovevano contribuire a far crescere i consumi e l'occupazione, ma nessuno di questi obiettivi è stato in realtà raggiunto. Solo in Veneto dal 2011 al 2013 sono stati persi 20.000 posti di lavoro e 1.268 imprese hanno dovuto chiudere a causa della crisi. Le aperture domenicali sono stato un fallimento totale e dall'altra parte hanno provocato solamente dei problemi sulla vita delle persone, per le persone che lavorano, e dall'altra parte hanno prodotto la chiusura di tantissime piccole attività commerciali. In Europa, a cui spesso ci si richiama nel corso del dibattito, le cose vanno in modo del tutto differente. In tutti i paesi europei moderni ed evoluti il massimo delle aperture sono 12 domeniche, quindi il nostro è un paese che ha deciso di essere arretrato anche su questo piano rispetto agli altri paesi. Addirittura d'arrivo al Parlamento una legge che prevede la chiusura obbligatoria per sole 6 giornate l'anno. Per Confesercenti l'Italia ha scelto in questo modo di non essere annoverata fra i paesi europei più evoluti. Per questo la sua risposta sarà referendum. Per questo noi sosterremo il referendum che è stato promosso da 4 regioni, ne manca una quinta, compreso il Veneto, per riportare le competenze a livello regionale. Anche il movimento delle commesse sosterrà il referendum, giudicandolo tuttavia macchinoso e complesso. La classe politica, dicono, avrebbe già potuto fare le scelte giuste.